Contratto unico d'ingresso, reddito di cittadinanza, articolo 18. I temi caldi in discussione in queste settimane tra il ministro del lavoro Fornero e i sindacati sono tanti, ma una parola domina su tutte: precariato. Potrebbero essere loro, i precari, la chiave di una riforma che forse cambierà il volto del mercato del lavoro in Italia. Ma chi sono i precari? Quanti sono e cosa fanno nel nostro Veneto? La risposta arriva dall'indagine del Centro Studi Data Giovani di Padova. Nella nostra regione i precari, cioè i lavoratori a tempo determinato involontari, i part-time involontari, i collaboratori e le partite IVA con l'obbligo della monocommittenza e gli orari fissi, sono quasi 300.000. Per l'esattezza 278.000. Di questi, i giovani, cioè gli under 35, sono quasi la metà. È su di loro, su chi ha tra i 15 e i 34 anni, che si abbatte la scure del precariato. Dei circa 587.000 giovani occupati, infatti, quasi 1 su 4 è precario. E mentre dal 2007 il numero dei giovani occupati è diminuito del 15%, quello dei precari invece è aumentato del 2,5%, nonostante la crisi. Ma per capire se e come è cambiato il livello dell'occupazione giovanile negli ultimi mesi, siamo andati a Mestre, nella sede dell'Agenzia regionale Veneto Lavoro. Se vogliamo guardare alla fascia che ha più difficoltà a trovare un lavoro stabile, un lavoro di qualità, quindi quella 20-34 anni, noi stimiamo che siano circa 55.000 i giovani in questa fascia senza lavoro. Tenga presente che la popolazione complessiva in questa fascia è di oltre 800.000 persone, quindi ce ne sono quasi 600.000 però che lavorano, e di questi la gran parte lavora a tempo indeterminato. 55.000 senza lavoro, 600.000 con un lavoro e di questi 300.000 con un lavoro precario. I conti tornano. O forse non tanto, per chi alla fine deve pagare le bollette e il posto fisso, anche se un po' monotono, lo vorrebbe come? Questi sono gli uffici del NIDIL, il settore Nuove Identità Lavorative della CGIL di Padova. E qui Francesco Gagliardi incontra ogni giorno centinaia di giovani. Io vedo le persone che non hanno la forza nemmeno di incavolarsi, di lottare per avere. Questa è la sensazione che mi danno i lavoratori che sono precari. Che poi c'è un'altra cosa sulla quale secondo me bisogna stare attenti, è che i precari non sono solo i giovani oggi, perché si parla sempre di giovani, il mondo giovanile che è stato, cioè noi abbiamo adesso una fascia di popolazione, di lavoratori, di cittadini che sono stati espulsi dal mercato del lavoro, che hanno lavorato per 30 anni avendo un lavoro fisso, e poi per rimettersi sul mercato devono rientrare come precari. Oggi però al NIDIL incontriamo solo giovani, come questa ragazza di 35 anni che preferisce non apparire in TV e che ci racconta come per lei da anni sia impossibile trovare un lavoro stabile. Non trovavo nulla. In questi anni quanti lavori hai cambiato? Non li ho contati, dovrei farlo, sono tanti comunque, sono proprio tanti e ho spaziato, ho fatto cose che non avevo mai fatto, ho imparato un sacco di cose, questo bisogna dirlo perché insomma ho un curriculum bello lungo e molto vario e alcune cose mi sono piaciute, altre un po' meno, le ho fatte perché avevo bisogno di lavorare. In genere quanto duravano questi lavori? Da un minimo di un giorno per un contratto a chiamata ai 9-10 mesi, quasi un anno del call center di una grandissima azienda. Caterina invece, che oggi ha 38 anni, finita la scuola è andata a lavorare all'estero. Londra, Berlino, anni di esperienze e una conoscenza invidiabile delle lingue. Poi la decisione di tornare in Italia e da quel momento solo strade in salita. Credevo di avere maturato delle competenze linguistiche, anche delle esperienze varie di vita, di lavori diversi all'estero che potevano essermi utili
per avere una buona riuscita anche in Italia. Ho iniziato con qualche lavoretto precario, poi ho lavorato ho scoperto che potevo insegnare le lingue agli adulti e è una cosa che mi ha dato molta soddisfazione, benché fosse anche quello un lavoro co-co-pro, per cui non con nessuna sicurezza. Dopo 1 anno e mezzo, 2, sono rimasta incinta e quando è nato mio figlio ho dovuto smettere di lavorare, visto che i lavori erano serali e è molto difficile gestire un neonato, in particolare la sera, da parte di un estraneo, e rischiava di costarmi tutto lo stipendio e babysitter. Comunque dopo ho dovuto arrangiarmi con ripetizioni, traduzioni, qualsiasi cosa mi capitasse, lavoravo in fiera o qualsiasi lavoretto temporaneo. Anche all'università? Poi ho fatto 2 concorsi e ho lavorato all'università. È stata sicuramente un'esperienza positiva perché ci sono tutta una serie di agevolazioni dal fatto di avere uno stipendio finalmente che ogni mese entra e che hai la certezza che ti arrivino quei soldi, gli assegni familiari, tutta una serie di agevolazioni che ti rendono la vita più semplice, soprattutto dal punto di vista psicologico, anche dell'ansia. Io nei periodi in cui non avevo proprio niente, la notte facevo fatica a dormire perché ovviamente il pensiero di come faccio domani la spesa era abbastanza incombente. Ho lavorato poi immediatamente dopo con un'agenzia immobiliare che ha chiuso e adesso sto provando a fare un corso in CGIL per andare a fare l'operatore fiscale durante la campagna che sarà da marzo a fine maggio-giugno. Comunque un altro lavoro precario, speriamo che almeno questo vada bene. Senti, ti sei mai pentita di aver fatto questa scelta, cioè di essere tornata qui in Italia? Sì, ovviamente sì, e me ne pento tutti i giorni per tanti motivi, in primis quello economico. Per Caterina il vero cruccio è lo spreco di energia. Il fatto di non avere un impiego nell'età in cui si dovrebbe essere più produttivi, quando si può imparare e lavorare di più, sia resistenza e inventiva. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Gianni è ancora più giovane, 29 anni, ma anche lui alle spalle ha una lunga storia di lavori precari. Città erano sempre contratti a termine, che poi potessero venire rinnovati o meno, erano comunque sempre a termine. L'ultima esperienza lavorativa era in un'agenzia immobiliare, quindi comunque a partita IVA non era un vero e proprio contratto. Quindi direi che la mia storia è solo precaria. Qual è la difficoltà di lavorare così? Ma la difficoltà è dal mio punto di vista, di non poter fare progetti per il futuro. Io non posso dire in questa data posso andare a vivere da solo, in questa data posso cambiare la macchina, perché non ho la certezza, non posso fare programmi. Questo per me è personalmente un peso. Devo magari comunque chiedere aiuto in famiglia, dobbiamo fare un attimino di squadra, cosa che alla mia età speravo di non dover più fare, insomma. Da quanti anni è così? Beh, io questa situazione, io voglio uscire di casa più o meno da quando ho 18 anni. Quindi per me siamo già 10-11 anni che questa situazione è un peso. Poi vabbè, avevo già previsto fino ai 24-25 magari di dover fare un attimino di cassa per poi poter andare via, però non si può. Adesso è da un po' di mesi che invece proprio non lavori. Come fai? Beh, sono a casa, mando curriculum, esco il meno possibile, quindi comunque cerco di limitare le spese e basta fondamentalmente. Si spera in una ripresa del lavoro, senza partita IVA, che è una cosa che ormai sono diventato allergico. Perché praticamente erano più le spese che le entrate. Per me sì. Qual è la tua speranza oggi?
Beh, sto facendo questo corso alla CGIL, quindi spero mi prendano, voglio che mi prendano. E quindi comunque cerco di ripianare un attimino la situazione e poi trovare un lavoro che mi permetta di mantenermi, che sia qui o anche all'estero. Comunque quando avevo fatto l'università ho fatto un po' di lingue, quindi non è che non so muovermi nel mondo. Ho viaggiato tanto per piacere, non per lavoro, però quindi non ho problemi con le culture, però In bocca al lupo. crepi. Secondo il sociologo Patrizio Di Nicola, in Italia succede l'opposto che negli Stati Uniti. Mentre lì assumere una persona a termine ha dei costi sociali maggiori rispetto a un contratto indeterminato, perché una volta concluso il rapporto l'azienda dovrà pagare l'assistenza dei servizi sociali al lavoratore, da noi più una persona è precaria e quindi a rischio disoccupazione, meno costa in termini di welfare. Le aziende, cioè, scaricano sulla collettività i costi che in America e nel resto d'Europa pagano a caro prezzo. Ecco allora la classifica di chi sta meglio. In cima i dipendenti a tempo indeterminato, poi i lavoratori interinali con contratto a termine, subito dopo i lavoratori a progetto e infine, più in basso di tutti, gli occasionali, che non hanno nemmeno il minimo dei contributi pensionistici. Se vi chiedete quanti di quelli in fondo a questa hit parade riescono ad arrivare in cima, la risposta, secondo i dati di Veneto Lavoro, è il 20%, 1 su 5. Ma chi sono i cosiddetti lavoratori somministrati o interinali? Come funziona il loro contratto? Per capirlo siamo andati all'Eurointerin, una catena di agenzie interinali presente ormai in moltissime città italiane. Luigi Sposato è il presidente e fondatore. Beh, il contratto di somministrazione ormai dal 97 con il pacchetto Treu è un contratto che ha tre soggetti, un'azienda somministratrice, nel caso specifico l'Eurointerim, il lavoratore e un'azienda utilizzatrice. Il lavoratore viene assunto dall'azienda in somministrazione, viene mandato a lavorare nell'azienda cliente. Il lavoratore viene pagato dall'agenzia di somministrazione e la quale poi emette fattura con il costo del lavoratore più il quid, quel margine che è il guadagno dell'agenzia, e questa fattura viene inoltrata all'azienda utilizzatrice. Voi avete molti lavoratori? Sì, ogni anno noi collochiamo circa 9.000 lavoratori con contratti più o meno lunghi o brevi a seconda di come si vuol vedere. E poi parecchi di questi lavoratori si traducono in forma stabile all'interno dell'azienda utilizzatrice. Negli anni antecrisi c'era anche fino a un 40% di lavoratori in somministrazione che poi trovava lavoro in forma stabile nell'azienda utilizzatrice. Dal 2009 in poi purtroppo questa percentuale si è ridotta. Ma se la riforma del lavoro attualmente in discussione eliminasse o riducesse le circa 46 tipologie contrattuali esistenti, che fine farebbero le agenzie interinali? Luigi Sposato non se ne preoccupa troppo. Secondo lui è quasi impossibile che questo succeda. E se proprio venisse introdotto il CUI, il contratto unico di inserimento, Comunque il contratto unico non esclude il lavoro part-time, il lavoro in apprendistato, il lavoro a termine per alcune tipologie di attività, di alcune casistiche e il lavoro in somministrazione. E quindi l'attività delle agenzie continuerebbe a esistere. Credo che finché il lasciare a casa un lavoratore costa all'azienda, l'azienda preferisce prendere in somministrazione. Siccome è impensabile pensare che ci sia la possibilità di poter sostenere con del reddito, con sussidi per tanto tempo i lavoratori che perdono lavoro, perché non siamo nella situazione di poterlo fare, crediamo che le agenzie rafforzeranno il proprio ruolo sociale, fungendo sempre di più da trade union, fungendo sempre di più a sostegno dei lavoratori attraverso attività di formazione, di orientamento. Non dimentichiamo che prima delle agenzie c'era il pubblico che dava i risultati che dava, quindi noi crediamo che difficilmente possa cambiare qualcosa, almeno che il lavoro, ripeto, lasciare a casa un lavoratore non costa di meno che prenderlo in somministrazione. a meno che, cioè, non si punti sulla cosiddetta flessibilità in uscita, ovvero i licenziamenti facili, ai quali però i sindacati dicono un deciso no. Insomma, si vedrà. Intanto, tra i quasi 300.000 precari veneti, ce ne sono di praticamente invisibili.
e sono proprio i nostri colleghi giornalisti. Li chiamano esterni, freelance, collaboratori e spesso sono proprio loro le colonne su cui poggia il mondo complesso dei mass media. Se tutti un giorno si astenessero dal proprio lavoro, probabilmente non avremmo giornali da leggere o notiziari in TV. Eppure, da un po' di tempo, per loro le cose si sono fatte più difficili, come ci racconta Alessandra. È andata abbastanza bene fino più o meno al 2008-2009 e dopodiché penso anche per la crisi economica, insomma, i lavori hanno cominciato a scarseggiare, o pagavano meno o calavano proprio le collaborazioni o non c'erano nemmeno più e non c'era il ricambio che c'era in precedenza, insomma. Io ogni tanto lo dico un po' ridendo, un po' no, io non ho quasi mai mandato via un curriculum in vita mia, nel senso che si spargeva la voce, c'erano committenti che mi chiamavano dicendomi so che tu lavori bene, lavora anche per me. E adesso è un periodo che neanche se lavori a gratis quasi qualcuno ti prende, insomma. Se prima Alessandra arrivava a raggiungere gli 800-900 euro lordi al mese, oggi le sue entrate si sono assottigliate. Arrivi a 500-600 euro, ovviamente lordi, ovviamente spese escluse, su cui paghi comunque le tasse perché il nostro è un lavoro su cui è impossibile in qualche modo evadere perché è un lavoro assolutamente pubblico, c'è la firma sui tuoi articoli, sui servizi se lavori in TV e su cui poi paghi anche la previdenza. Previdenza che difficilmente garantirà ai precari di oggi una pensione dignitosa. Alessandra è fortunata perché lei e suo marito, operatore televisivo, abitano in una casa di proprietà e non hanno un mutuo da pagare, ma per loro è comunque difficilissimo fare progetti. Spese, viaggi o anche la vita proprio normale di una coppia, anche avere un figlio, anche perché francamente la maternità per un collaboratore di fatto non esiste. Quindi avere un figlio si deve in qualche modo scegliere il lavoro o il figlio. Ovviamente, almeno questo è il mio parere, meglio il figlio del lavoro, però poi nel momento in cui ce l'hai un figlio lo devi anche mantenere. Nicola scrive sul Corriere del Veneto, collabora con Radio Padova, fa il commentatore delle corse automobilistiche e segue vari uffici stampa. Essere un giornalista precario significa dover avere sempre l'elmetto ben piantato in testa, essere pronti ad affrontare una battaglia quotidiana per riuscire a onorare tutti gli impegni della quotidianità, perché se voglio dire, le entrate in una condizione di precarietà spesso sono andamento carsico, gli impegni, quindi le bollette, gli affitti, le rate invece sono, come dire, drammaticamente puntuali e costanti, quindi per onorarli bisogna chiaramente cercare di essere, già il nostro lavoro impone di essere sul pezzo, noi precari dobbiamo essere doppiamente sul pezzo. Nicola però è anche il presidente del direttivo di Refusi, un movimento nato a Padova in seguito a un'assemblea alla quale parteciparono oltre 250 giornalisti precari. Noi siamo andati a casa di una di loro, dove era in corso una riunione di Refusi. Refusi è il coordinamento dei giornalisti atipici freelance e precari del Veneto, è un gruppo nato oramai 2 anni e mezzo fa, nel tempo il gruppo si è allargato e attualmente diciamo, la nostra esperienza si è replicata anche in diverse altre regioni, è proprio fresca di questi giorni la nascita della rete Sotto Pressione, potete consultare anche il sito che è giornalistisottopressione.wordpress.com. Tra gli obiettivi del gruppo Refusi, far approvare il progetto di legge sull'equo compenso giornalistico, che prevede non debbano venire assegnati i contributi pubblici a quegli editori che non rispettano determinati standard di retribuzione e contribuzione e condizioni lavorative dei propri collaboratori. E poi ottenere una rappresentanza ai tavoli aziendali all'interno dei comitati di redazione, in pratica i sindacati di base dei giornalisti. In generale comunque arrivare ad avere un quadro di garanzia di ammortizzatori sociali che permettono di poter esercitare la professione, una professione così delicata per la tenuta democratica del nostro paese, senza ricatti, senza limiti, ecco, che in buona sostanza, ecco, volendola proprio esemplificare, l'equo compenso dei giornalisti non è soltanto un diritto di chi fa questo mestiere, ma anche dei cittadini, che così possono avere la certezza che chi diciamo
racconta loro quello che succede ogni giorno nelle loro città, nei loro territori, ecco, lo fa con le mani libere e senza il rischio di poter essere, come dire, preso per il coppino da qualcuno perché limitato proprio nella possibilità materiale di arrivare decorosamente con tranquillità alla fine del mese. Oggi invece per farlo i giornalisti precari devono ingegnarsi. Giovanni Monforte, che ha 29 anni, scrive da quando ne aveva 17 e la cronaca era il suo sogno fin da ragazzino. Toglievo l'audio alla televisione e facevo finta di fare le radiocronache delle partite di calcio, quindi sì, da sempre in pratica. In questi 12 anni sono state di più le delusioni o le soddisfazioni? Ma diciamo che per ogni giornalista comunque la soddisfazione è anche vedere fatto il proprio lavoro, vedere in questo caso la firma sul giornale oppure la gente che legge il tuo articolo parla di quello che hai fatto, quindi sicuramente ogni giorno lavorativo è una soddisfazione perché dai le notizie ai tuoi lettori, a chi vuole conoscere il mondo tramite te. Per il resto sicuramente ci sono tante difficoltà e non ci sono sicuramente amarezze, quindi anche dei momenti di sconforto. Diciamo che si tira avanti perché la passione è tanta in chi fa questo lavoro, indipendentemente poi da quello che può essere il ritorno economico, che però è fondamentale perché bisogna anche viverci. E alla pensione, Giovanni, ci pensa? Assolutamente no, nel senso che vedo già difficile riuscire al momento ad avere delle stabilità economiche in assoluto per il presente. Credo che di questi passi, con questi guadagni, con questa situazione, la pensione sarà una chimera. Ma in tutti questi anni a Giovanni è mai arrivata una proposta di assunzione? No, proposte di assunzione no, anche perché ormai diciamo che il 90% dei giornali, soprattutto quelli locali che leggono quindi le persone qui nel nostro territorio, ma così in tutto il resto d'Italia, sono fatte proprio da freelance, da giornalisti precari, e molto c'è anche nell'ambito delle televisioni e delle radio. Diciamo che quindi in questi anni dove ho lavorato ho visto pochissime persone assunte. Ormai per molti dei colleghi non è neanche più l'ambizione quella di avere il posto fisso, tra virgolette, perché è una cosa che veramente nel giornalismo quasi non c'è più. E non soltanto nel giornalismo. Il problema però non riguarda solo i diritti e le battaglie per la tutela dei lavoratori, ma la disponibilità stessa di posti di lavoro. Ce n'è per tutti? Sono assolutamente convinto che nessuna riforma giuridica cambierà mai il mercato del lavoro, quindi potranno dibattere, scontrarsi. L'unica, se vogliamo, elemento critico è questo: si vuole limitare per legge la possibilità dell'impresa di fare lavori temporanei? Quindi tornare a restringere le ipotesi in cui è lecito fare rapporti temporanei? Allora basta dirlo apertamente e vedere se l'economia, questa economia, può reggere limitando il rapporto a tempo determinato. Perché lei cosa ne pensa? Io dico che se si cambia nome le aziende assumeranno a tempo indeterminato, ma chiederanno di licenziare più facilmente, perché comunque non terranno mai un lavoratore per il quale non hanno sufficiente lavoro. Ripeto, questo non toglie che bisogna invece aggredire l'area del lavoro nero, l'area del lavoro senza contratto, l'area di cui il contratto viene usato in maniera impropria. Cioè io non posso dire per esempio che ti faccio una Coco Pro a 300 euro e poi ti faccio lavorare allo stesso modo di un lavoro a tempo indeterminato, magari a fianco a uno che guadagna 1200 euro e fate lo stesso lavoro. Queste sono le cose su cui bisogna intervenire, ma tutta questa enfasi sul contratto unico, e poi ovviamente bisogna riformare gli ammortizzatori sociali, perché se ormai ci sono comunque lavori che sono lavori con una maggiore, diciamo, intermittenza tra lavoro e non lavoro, il periodo di non lavoro deve essere maggiormente protetto. Che le risorse necessarie vengano trovate però non è così scontato. E allora, se Monti fosse qui, disposto ad ascoltare le richieste delle nuove generazioni, che cosa gli chiederebbero questi giovani? Equità, questo sì, equità. Perché c'è, soprattutto nel mondo, in generale, nel mondo del precariato, e non solo nell'informazione, non assolutamente,
ci sono due settori di lavoratori, due gruppi di lavoratori, quelli che appartengono alla generazione precedente, chiamiamola così, che hanno moltissime tutele, e i precari, tendenzialmente giovani ma anche non più giovani, insomma io anagraficamente giovane non sono più, che di tutele non ne vedono proprio, ce ne sono pochissime estemporanee, e questa è una priorità, perché più discontinui e più esigui sono i redditi, più discontinui ed esigui sono i contributi previdenziali che uno paga, per cui ad un certo punto è una bomba sociale che sarà pronta a esplodere. Ci aspettiamo che apra e rafforzi un'interlocuzione con noi, e non soltanto con noi ma con tutte le condizioni di precarietà, che sappia dialogare in maniera non ideologica e concreta sulle questioni, e che abbia la forza, il coraggio e la determinazione di far sì che la crisi non venga pagata da chi ha già ricevuto un conto molto salato, questi sono i precari, ma che le risorse vadano prese dove ci sono, e quindi se si rilanciasse anche, per esempio, un ragionamento sulla patrimoniale, io la vedrei come una priorità indifferibile in questo contesto di crisi. Insomma, le speranze non sono morte, e la più grande è che a guidare le scelte della politica in questo momento di crisi sia l'articolo 1 della nostra Costituzione. L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.